Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Tok Tok Sardegna, ultima puntata della terza stagione, perché sì, le cose belle prima o poi finiscono, anche se parzialmente, e oggi chiudiamo un cerchio, e a parlarvi come sempre in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. In esterna, da qualche parte a Torino, Emanuele Orru. E da un altro studio a Monserrato, Piero Grimaldi. Ed è con noi ospite, parliamo di chiusa del cerchio, chiudiamo parlando di Ucraina, abbiamo con noi nello scavo, inviato speciale di Avvenire, che ha seguito e continua a seguire la crisi in Ucraina. Grazie mille per essere con noi stasera. Oh, grazie a voi per darmi l'occasione di fare due chiacchiere. E allora io partirei subito con una domanda che parte dal suo libro. Lei ha scritto un libro editato da Garzanti che si intitola appunto Kiev, ed è un diario di quella che è la sua esperienza in Ucraina durante il conflitto. E la mia domanda appunto parte da un concetto, cioè voi giornalisti che eravate già in loco già avevate previsto che qualcosa sarebbe potuto succedere, mentre nessuno se ne accorgeva di quelli che erano i suoi movimenti in Ucraina. Ecco, qual è il momento in cui lei ha capito che si era trovato davanti a un punto di svolta, e se ci può raccontare un po' i giorni che hanno preceduto il conflitto? Ma noi abbiamo in realtà uno sparuto gruppo di giornalisti ha avuto questa intuizione, non perché si fosse più bravi di altri o per chissà per quale altra ragione, ma perché abbiamo messo un po' a confronto le diverse fonti che avevamo a Kiev in quel momento. Io ero lì dal 21 febbraio, quindi 3 giorni prima, neanche un tempo lunghissimo, quindi anche una quota di fortuna probabilmente in quello che è accaduto. E nei 2 o 3 giorni che hanno preceduto la guerra, devo dire che molti diplomatici ci dicevano che non ci sarebbe stata una guerra a Kiev, ci sarebbe stata una guerra sicuramente in Ucraina, era in corso dal 2014 nel Donbass, si sarebbe intensificata. Qualcuno prevedeva tutt'al più delle azioni di sabotaggio o degli atti terroristici a Kiev, non un'esplosione della guerra sulla capitale. Una fonte in particolare, 2 giorni prima, il 22, ci ha detto che invece da sue informazioni, si tratta di una fonte diplomatica di primissimo livello, ci ha detto che da sue informazioni, da contatti che aveva oltre il confine ucraino, per intenderci, aveva saputo che era in corso una sorta di mobilitazione e che perciò dal suo punto di vista nel giro di 3-4 giorni al massimo sarebbe esplosa la guerra e sarebbe scoppiata proprio da Kiev. Per questa ragione, insieme a Francesco Battistini del Corriere della Sera e Paolo Brera di Repubblica, abbiamo deciso di restare a Kiev e di non spostarci nel Donbass, dove loro peraltro erano stati perché si trovavano lì da settimane, e insieme anche ad alcuni colleghi stranieri che si trovavano nel nostro albergo. Abbiamo fatto un po' di valutazione, abbiamo deciso di restare e purtroppo la storia ci ha dato ragione. La domanda che vorrei farle sembra banale, però vediamo sempre questi inviati che vanno al fronte, o che stanno nella stessa Kiev. Kiev è stata sotto assedio per sotto un mese. Qual era la vostra routine a Kiev? Cosa succedeva quando c'erano gli attacchi? E poi che rapporto c'è con la paura? Perché comunque sia i bombardamenti esistono e ammazzano le persone. Ma dal punto di vista della routine, quando c'è una guerra non esiste una routine, perché è la guerra che decide come tu dovrai muoverti, i tempi dei tuoi spostamenti, i luoghi dei tuoi spostamenti. Posso dire che da subito, appena esploso, naturalmente la routine era che quando i bombardamenti si facevano particolarmente intensi e ravvicinati, naturalmente come altri scendevamo nel bunker dell'albergo, che poi era un garage in cemento armato e quindi tutto sommato diciamo, si prestava bene a proteggerci in caso di attacchi ravvicinati, però il nostro istinto in realtà era andare fuori quando c'erano questi scontri. Ma non lo dico per eroismo, chissà per quale ragione, ma anche proprio per valutare che cosa sta accadendo. Successivamente ci siamo spostati a causa di alcuni episodi complicati. Ci siamo spostati dall'albergo alla residenza dell'ambasciatore italiano, che si trova a circa 3-4 km dal centro storico di Kiev, molto più vicina alla linea del fuoco in realtà, però in un contesto di relativa sicurezza,
Lì abbiamo la nostra routine, era sostanzialmente dormire per terra o sul divano nel salotto di casa dell'ambasciatore, condividere questi momenti con altri italiani, non solo italiani, operatori della sicurezza italiana, diplomatici, anche diversi civili con delle famiglie, e questo però ci permetteva, soprattutto per la zona in cui ci trovavamo, di poter uscire nelle ore mattutine al termine del coprifuoco, perché durante la notte non si poteva uscire allo scoperto, perché per effetto della legge marziale la dichiarazione ufficiale del governo era: chiunque verrà trovato in strada durante le ore del coprifuoco verrà trattato come un nemico, il che vuol dire che potevano semplicemente spararci addosso. E quindi al pericolo dei russi si aggiungeva quello delle forze ucraine. Durante la giornata invece potevamo lasciare la residenza e letteralmente a piedi percorrere questi quartieri più, diciamo, in periferia, più vicini alla linea del fuoco, per renderci conto di che cosa accadeva, oppure con dei mezzi di fortuna, con delle conoscenze, provare a rimediare un'automobile e andare letteralmente sulle aree bombardate. Una routine quindi fatta di sirene, di campane che suonavano a festa, perché le campane hanno incrementato il sistema di allarme, e il suono a festa semplicemente perché è il momento in cui, diciamo, fanno più chiasso e potevano essere avvertite meglio dalla popolazione. E poi naturalmente i tanti collegamenti con i network televisivi italiani e stranieri, e gli aggiornamenti per il sito internet, Certo. nel mio caso di Avvenire, ma insomma tutte le testate, e poi il reportage da inviare alla sera per l'edizione cartacea dell'indomani. La domanda sulla paura c'era anche, e che vi devo dire, la paura c'è, non è che uno non la sente, anzi io personalmente diffido molto dei giornalisti che non percepiscono molto la paura. Io ne ho avuta molta a Kiev, più che in altre circostanze, proprio perché la potenza di fuoco, il tipo di missili, di armi utilizzate, ci ha fatto capire che davvero nessuno era al sicuro, e che quella è una guerra nella quale non puoi dire: stanno bombardando il quartiere accanto, noi qui possiamo stare relativamente tranquilli, perché non era così. C'è stata, tra l'altro, l'ho raccontata nel libro, anche una notte una sparatoria davanti all'ingresso della residenza dell'ambasciatore italiano, con la sicurezza interna che ha risposto al fuoco, e quindi questo è avvenuto, per darvi una unità di misura, a 4-5 metri da noi, e naturalmente questi fatti non hanno fatto altro che incrementare le domande su come comportarsi e che tipo di scelta fare, perché erano già cominciate le prime evacuazioni di profughi, e alcuni giornalisti si sono spostati, hanno lasciato la città, e devo dire li abbiamo anche incoraggiati a lasciare la città, e altri hanno fatto la scelta di provare a resistere fino all'ultimo momento. E poi niente, è accaduto che quando l'ambasciatore ha dovuto anche lui lasciare la sua residenza, di fatto non avevamo altra scelta, e quindi ci siamo inseriti in un gruppo di profughi caricati su dei mezzi una mattina, intorno alle 11, mezzogiorno del mattino, e abbiamo intrapreso questo viaggio lunghissimo, in termini di tempo circa 27-28 ore, in mezzo alla bufera di neve, in mezzo alle sparatorie e bombardamenti, in una città che sostanzialmente era pressoché sotto assedio, ma il viaggio è durato appunto 28 ore per percorrere 280 chilometri e raggiungere il confine con la Moldavia, da cui poi sono rientrato in Ucraina. Invece le volevo chiedere, durante tutto il conflitto si è parlato molto che questo conflitto ha toccato la sensibilità di molti anche sull'essere europei, ma soprattutto a proposito delle politiche degli anni passati fallimentari contro l'immigrazione. Secondo lei, anche in base ai successi degli ultimi mesi, come ci stiamo muovendo in questi campi? Qual è la sua opinione in generale? Ma la guerra ha mostrato, le guerre hanno una grande forza purtroppo, quello di mostrare la verità quando si va a cercarla, e si mostra in maniera prepotente. Hanno il difetto naturalmente di uccidere la verità, perché la verità è un'arma che non può essere utilizzata nei conflitti, e quindi per i giornalisti è indispensabile andarla a cercare, ma
sapendo che tutte le parti coinvolte faranno il possibile per manipolare la verità e fanno emergere il peggio e il meglio dell'essere umano. In questo caso noi dobbiamo dire che la guerra, tra le altre cose, ha smascherato l'ipocrisia europea sul tema migranti e profughi, perché solo alcuni mesi prima io ero nell'autunno scorso in Lituania, in Bielorussia, in Polonia, ricordo la reazione, la crisi isterica dell'Europa davanti a 12.000 profughi, tra l'altro mobilitati da Putin e da Lukashenko per fare pressione sui governi europei, spaventarli, e la risposta non fu quella di, come dire, ok, accogliamo queste 12.000 persone, intanto blocchiamo i voli aerei che vengono utilizzati per questo trasporto, voli aerei che tra l'altro avvenivano attraverso compagnie charter europee, in particolare irlandesi. Si è proceduto poi al blocco di questi voli, ma si sono lasciate moltissime persone lì, con il paradosso che Putin e Lukashenko devono aver pensato che un'Europa che davanti a 12.000 profughi se la fa sotto, continente di 400 milioni di abitanti, l'Europa diciamo, geografica 700 milioni all'incirca, chissà che cosa accadrà quando dovesse scoppiare una guerra in Ucraina e magari 500.000 o 1 milione di persone andranno oltre i confini dell'Ucraina. Quanti profughi ha accolto l'Europa ad oggi? Ad oggi circa 7 milioni, circa 7 milioni. Però il dato che fa impressione è proprio questo, che nessuno oggi parla di invasione di profughi ucraini, perché ovviamente ci vorrebbe una bella faccia a dire che si tratta di un'invasione, e si è riusciti a dimostrare che l'Europa può sostenere uno sforzo di questo tipo e anzi questo tipo di impegno è connaturato al DNA della cultura europea. L'Ucraina ha dimostrato questo aspetto. Purtroppo bisogna aggiungere che quando studieremo a fondo questa contraddizione, cioè del come è stato possibile essere così generosi nei confronti degli ucraini, meno male per fortuna, e come mai non è stato possibile essere altrettanto con altri profughi di guerra nelle quali siamo comunque coinvolti, come l'Iraq, la Siria, la Libia e l'Afghanistan, soprattutto l'Afghanistan. Ecco, davanti a tutto questo dovremmo farci le domande. Probabilmente, diciamo, persone che hanno un colore della pelle diverso dal nostro e che magari sono portatrici apparentemente di chissà quale pericolo per le nostre culture, è più facile strumentalizzare la loro provenienza e utilizzarle come arma non convenzionale nella guerra. L'altro interrogativo, e qui diciamo chiudo con una riflessione su questo tema, e anche quanto durerà questa apertura europea, perché nel frattempo sappiamo che la crisi del grano e dei cereali determinerà inevitabilmente una crisi alimentare mondiale che spingerà alcune migliaia di persone a lasciare i propri paesi. Ci sono paesi interamente dipendenti dal grano di Ucraina e Russia, come l'Eritrea, l'Etiopia, ma altri, che peraltro sono paesi in guerra. Che accadrà se questi verranno a bussare alle nostre porte? Gli diremo che sono migranti economici o che anche loro sono in qualche modo vittime di questa guerra? Per cui ecco, io su questo non mi faccio grandi illusioni. Ecco, lei mi ha dato l'assist perfetto perché proprio era questo il tema del grano, era una delle domande che le volevo fare proprio in merito al comportamento che sta avendo la Russia, in merito a come si sta trasportando il grano. C'è stata una notizia da poco di questo carico che veniva appunto sbloccato, che è stato venduto in Ucraina, in Africa, ed erano dei prodotti ucraini rubati dai russi. E in tutto questo si legano il tema dei paesi in via di sviluppo che sono dipendenti, quindi anche dal grano ucraino, e anche un altro tema che è il rapporto Turchia e Russia di quello che sta accadendo in questi giorni. C'è una trattativa per cercare di sminare il porto di Odessa e quindi aprire i mercati. Secondo lei questa trattativa potrà in qualche modo andare avanti? Ci saranno degli sviluppi? E che impatto, un po' l'ha già anticipato lei, potrà avere questa crisi anche in territori che al momento non sono sotto i riflettori? Ma, diciamo, quando ci sono trattative e negoziati in guerra non esistono trattative separate o autonome dalla trattativa del contesto generale. Quindi questa trattativa, questo negoziato farà parte del negoziato per la soluzione della crisi. Potrebbe essere un primo passo, certamente non l'unico e neanche
esaustivo. Ci sono molti timori perché il porto di Odessa, così come le coste, sono state minate dalle forze ucraine per scoraggiare i russi da un eventuale sbarco a terra. Qual è il grande timore? È che sminando il porto di Odessa, questo diventa vulnerabile. Si lascia uscire il grano e c'è il rischio che possano entrare i russi in un momento successivo. E questo è un grande problema, per cui servirà qui fornire una serie di garanzie. Le garanzie possono darle le Nazioni Unite, non la NATO, perché sappiamo che è considerata controparte dalla Russia, le Nazioni Unite che dovrebbero eventualmente installare lì un drappello di uomini a protezione del porto nel caso di invasione. Però con quali regole di ingaggio? Chi decide se davanti a un'eventuale invasione via mare delle forze russe le eventuali forze di interposizione potranno rispondere al fuoco, dovranno sparare, dovranno attendere che qualcuno spari un colpo? È già successo nella ex Jugoslavia, è accaduto in tanti contesti, quindi è una trattativa sicuramente molto complicata. Diciamo che l'Ucraina subirà la pressione dei paesi partner in questo momento, i quali hanno una grandissima paura, soprattutto i paesi dell'area mediterranea, anche in parte gli Stati Uniti, e cioè che se la crisi del grano e dei cereali dovesse perdurare, questi paesi oggi si troverebbero ad affrontare il rischio di un certo numero di migranti e profughi che arriverebbero sulle proprie coste, che hanno una ricaduta enorme sulla politica interna, perché come sapete ci sono intere carriere politiche che in Europa e in Italia si sono formate su questo tema. Quindi questo creerebbe ovviamente ulteriore instabilità ed è un'arma nelle mani di Putin, ma è un'arma di ricatto anche nelle mani dell'Ucraina, che può decidere, come dire, di negoziare al rialzo anche con i partner europei per ottenere qualcosa. E in questo momento l'Ucraina non chiede grano, non chiede ambulanze, chiede armi. E quindi tutto si risolverà in un negoziato molto molto difficile. E infine ricordiamoci sempre che i negoziati per funzionare hanno bisogno di un mediatore, cioè di un negoziatore che sia riconosciuto da entrambe le parti. Ancora in questo momento, non c'è un negoziatore riconosciuto. Sappiamo che sta usando la sua influenza, per esempio, Erdogan, il presidente turco, però non c'è ancora, come dire, non è stato indetto un round negoziale ufficiale con il quale anche le Nazioni Unite riconoscono Erdogan come negoziatore incaricato, perché questo creerebbe ovviamente una serie di problemi, di sbilanciamenti enormi. Quindi, diciamo, su questi chicchi di grano si gioca una partita che non è secondaria rispetto alle pallottole che in questo momento stanno volando tra le città ucraine. Sempre per parlare di soft power e di quelli che sono gli ingranaggi di una guerra non convenzionale, la religione, come anche noi abbiamo scritto, abbiamo chiesto anche al dottor Poletti di Odessa Journal, gioca una partita importante. Secondo lei qual è il ruolo della religione? E l'altra domanda è sul fronte interno russo, se il patriarca Kirill dovesse ritornare sui suoi passi, cosa che mi auguro ma non credo che possa succedere. Secondo lei la Russia si dividerebbe, Putin lo fermerebbe e quanto è importante la religione in Russia? Ma diciamo, comincio dall'ultima parte. Escludo che Kirill possa tornare sui propri passi, anche perché le affermazioni che ha formulato sono state e sono talmente categoriche che non possono essere revisionate. Kirill, tra le altre cose, ha sostenuto che questa non è una guerra nella quale è in corso uno scontro fisico ma metafisico, che tradotto significa che non è una guerra giusta, è una guerra santa, è più che giusta dal suo punto di vista, e inoltre ha utilizzato un'arma che è l'arma della menzogna, stessa arma utilizzata da Putin per la verità, e con una fortissima contraddizione. Vladimir Putin, tra le altre cose, dice che l'Ucraina va denazificata ed è quello che in qualche modo sostiene anche Kirill. Però chiunque si intenda, diciamo, di cose naziste sa benissimo che le relazioni tra il mondo dell'ultradestra e il mondo LGBT+ sono abbastanza complesse, dai tempi insomma in cui l'ultradestra è apparsa su questo mondo fino ai giorni Non vanno proprio a nostri. braccetto.
Esattamente, eppure, nonostante una delle ragioni principe di questo conflitto, secondo Putin, sarebbe la denazificazione, e Kirill ha sposato anche questa tesi, lo stesso Kirill, tra l'altro, ci dice che cosa? Che uno dei problemi in Ucraina è la corruzione del sistema culturale e valoriale del paese, determinata dall'avere concesso troppe aperture al mondo LGBT+, perché questo gli viene chiesto dalla comunità occidentale come prezzo da pagare per essere ammessa nel consesso dei paesi occidentali o occidentalizzati. Come possano convivere la eventuale nazificazione ucraina con queste aperture al mondo LGBT+, questo solamente, come dire, la testa di Putin e di Kirill possono dircelo. Quindi è evidente che la religione, risponde alla prima parte della domanda, viene utilizzata come viene piegata e manipolata per fornire una copertura quasi spirituale ai combattenti in campo. Dal momento in cui tu dici, come ha fatto Putin, che l'Ucraina non ha diritto a una sua identità perché non esiste un'identità ucraina, e quindi se non esiste un'identità non può esistere una nazione ucraina, non può esistere neanche un territorio con dei confini che possa chiamarsi Ucraina. Dal momento in cui dici che questa guerra, per le ragioni che ci spiegavamo, che affrontavamo prima, è anche una guerra santa, allora i militari possono fare qualsiasi cosa, perché stanno combattendo nell'ambito di una guerra santa, che non ha niente a che vedere con la protezione del territorio russo, perché voi vi ricordate che noi discutiamo spesso del tema dell'allargamento della NATO, ma diciamo questo sparisce dal momento in cui Kirill usa altri argomenti, per quanto tenga presente le minacce presunte subite dalla Russia. E soprattutto aggiungo una cosa, anche un po' forse in controtendenza: se anche volessimo prendere per buone le minacce che Mosca ha sentito su di sé attraverso l'ipotesi dell'allargamento della NATO, e se anche prendessimo per buone le accuse secondo cui l'Occidente ha commesso degli errori nei confronti della Russia, e l'Occidente ha commesso errori ovunque, perché se pensiamo all'Afghanistan, alla Siria, alla Libia, i rapporti ambigui con l'Egitto e molte altre cose, non possiamo dire che la NATO e l'Occidente hanno sempre indovinato, non parliamo dell'Iraq, e a prendere però diciamo per buone anche queste valutazioni, non si capisce quale ragione vi sarebbe per giustificare anche una sola vittima civile in Ucraina, dato che la Russia, per esempio, non ha avviato nessun contenzioso nei tribunali internazionali, che pure ci sono, per risolvere le questioni tra gli stati. Se poi anche davanti a quello si fosse sentita ulteriormente minacciata, allora io posso pure capire che Putin avrebbe esperito tutte le sue possibilità legali per ottenere giustizia, dato che si sente minacciato. Ma questo non è minimamente avvenuto. Quindi è una guerra che, come tutte le guerre, si basa su delle menzogne che vengono alimentate e autoalimentate, e dopo 100 giorni si perde di vista che cosa è successo il 24 di febbraio, la notte tra il 23 e il 24, per cui questi aspetti quasi sono spariti dal dibattito, e preoccupati dal grano, dall'aumento del prezzo del petrolio e da mille altre faccende, e rischiamo quasi di dover dire, beh, però a questo punto, per non morire di fame, dobbiamo dare qualcosa a Putin. Io sono uno di quelli che pensa che i negoziati servano anche a concedere, a fare delle concessioni, e sono sempre una cosa molto difficile, ma prima o poi delle concessioni bisogna farle. Ma una cosa è una concessione, che appunto è un termine che indica che qualcuno ha commesso dei torti, ma nonostante questo gli vengono fatte delle concessioni per mettere a tacere le armi. Una cosa è riconoscere delle ragioni che invece non vi sono. Perfetto, allora siamo in chiusura, nel Sì. senso che sappiamo che ha tempo molto limitato, Sì. quindi la ringraziamo per il tempo. C'è un'ultima domanda che farà il nostro caro Piero, che è quella che facciamo a tutti gli ospiti da quando abbiamo iniziato a ottobre. È la più difficile. Esatto, Sì, è la più proprio. difficile, come stava dicendo Emanuele. Il format si chiama l'aperitivo, e visto che siamo anche all'ora dell'aperitivo, se noi tre dovessimo avere l'opportunità di incontrarla a questo orario, che aperitivo le dovremmo offrire per passare un quarto d'ora, una mezz'ora assieme? Allora, dipende molto da se mi incontrate a Odessa, a Kiev, nella zona di combattimento, oppure qua.
perché qua potrei anche andare di chinotto o di gin tonic. Lì non lo so. Diciamo, ci sono dei momenti in cui hai bisogno di un whisky o una vodka in emergenza, però vi assicuro che tendenzialmente cerchiamo di restare più lucidi possibili in quelle situazioni, perché non abbiamo tempo, diciamo, per annegare o affogare le paure in altro tipo di evasione, anche perché Putin non ti dà il tempo, diciamo, di concederti uno spazio, perché un minuto dopo devi essere abbastanza sobrio, libero e reattivo per poter saltare fuori dal bunker, indossare il giubbetto antiproiettile, andare a vedere cosa accade oppure scappare. E niente, allora grazie mille anche per il lavoro che fa, sappiamo che sta per partire di nuovo in Ucraina, quindi in bocca al lupo, buon lavoro, grazie per il tempo che ci ha dedicato e la disponibilità da parte nostra, di tutti i nostri spettatori e ragazzi della redazione che ci hanno aiutato a redigere le domande per questa intervista. Quindi l'augurio a tutti voi di una buona serata. Ripartiremo l'anno prossimo, probabilmente ad ottobre avremo già qualche cosa in serbo, ci saranno nuovi appuntamenti sicuramente. Grazie a tutti voi che ci avete seguito per quest'anno, che è stato bellissimo, ci avete tolto un sacco di soddisfazioni, una delle più belle stagioni penso che abbiamo fatto con Talk Talk Sardegna. Grazie a tutti i ragazzi della nostra redazione, Matteo Carriera e Roberta Cancelli, che sono i nostri caporedattori, e tutti, Mattia Toffolon che ci supporta, poi parte tecnica, Stefano Archi il nostro grafico, tutti i ragazzi e le ragazze che ci hanno seguito. Bene, ho finito i ringraziamenti. Tutti quanti. Vi mettiamo, grazie mille. Tutti quanti. Grazie di cuore a tutti quanti. L'appuntamento quindi è per ottobre prossimo. Per un'ultima volta un saluto in diretta da Torino da Alessandro Manno. Saluto da questo luogo che mi farà laureare, da Emanuele Orru. E un saluto da Piero Grimaldi da Monserrato. E a tutti voi l'augurio di una buona serata.